Questo sì, la registrazione appunto è anche disponibile a tutti coloro che volessero rivedere gli argomenti, anche perché secondo me di argomenti nelle 4 ore ne toccheremo parecchi, quindi insomma su certe cose dovrò andare via anche un pochino veloce, e quindi chiedetevi se non vi è chiaro, ovviamente, però poi se volete rivedere le cose molto tranquillamente. Io magari, Caterina, direi ai partecipanti quella cosa che ci siamo detti all'inizio per la prossima lezione. Certo, Per la assolutamente. prossima lezione vi anticipo che causa visita medica inaspettata, niente di che, la posticiperemo di un quarto d'ora se vi va bene, quindi sarà 10 e un quarto, 12 e un quarto, in maniera tale da essere sicuro di arrivare per tempo, ecco. Quando manderemo il link preciseremo e vi Ecco. ricorderemo questo aspetto, quindi avrete anche il remind, insomma, su questo tema. Grazie. Grazie e scusate della piccola problematica. Bene, partirei. Allora, la registrazione è in corso, quindi cosa faremo in queste 4 ore? Allora, diamo un'occhiata. Il titolo è Cloud. In realtà per parlare di cloud occorre parlare anche di altre tecnologie abilitanti, e quindi oggi faremo la prima parte dove parleremo di digital transformation, e mi urge dirvi che cos'è, che cosa non è la digital transformation, per schiarire il cielo da alcune possibili nubi che vedo ultimamente, nel senso che capiremo un pochino meglio che cosa si intende per innovazione e legata alla digital transformation. Finita questo preambolo, parleremo delle tecnologie abilitanti. Cominceremo dal cloud, ok? Mi scombino un po', diciamo, l'ordine solito. Cominceremo dal cloud e poi però andremo a parlare anche delle altre tecnologie abilitanti, perché sono strettamente collegate, sono interconnesse e hanno un effetto moltiplicatore l'una con l'altra. E le altre tecnologie abilitanti sono intelligenza artificiale, Internet of Things e la blockchain, appunto, di cui sicuramente avrete sentito parlare, quindi in questa fase avremo modo di andare un pochino più a fondo. Sulla blockchain in particolare, rispetto, diciamo, programma, diciamo, tipico, andrò via un pochino più veloce perché altrimenti occorrerebbero solo 16 ore per parlare di quello, però almeno avremo le informazioni necessarie per poterle poi applicare nel nostro campo. Quindi lo scopo di queste 4 ore è quello di conoscere cloud, le altre tecnologie abilitanti, comprendere che cosa è, che cosa non è la digital transformation, per avere le skill per poterle poi applicare nel nostro settore di riferimento, che non significa saper programmare blockchain, ma significa sapere che cosa vuol dire introdurre la blockchain, o se ha senso, per esempio, introdurre la blockchain per risolvere un determinato problema. Ok? Come dicevo all'inizio, utilizziamo la chat e anche le domande e risposte, nel senso, tutte e due, come strumenti principali per interagire. Quindi fatemi domande quando volete. Io di qua vedo Caterina, i quadratini neri, le domande, le risposte, la chat, quindi cercherò di interrompermi, poi apriamo anche i microfoni se è del caso, va bene? Ok, mi presento brevemente. Io sono Riccardo Piazza, sono un consulente aziendale. Ho lavorato per 6 anni in una azienda di occhiali prima di mettermi in proprio, perché sono originario del Cadore, anche se adesso sto a Treviso, quindi in Cadore si fanno occhiali, novità, e dove ero direttore operativo, e mi sono occupato anche di alcuni progetti di innovazione e di trasformazione digitale, sia dal punto di vista dei processi, sia dal punto di vista dei prodotti e servizi offerti ai nostri clienti. In particolare, uno dei progetti più interessanti è stato un progetto di personalizzazione dell'occhiale con manifattura tradizionale, quindi non additiva, non stampa 3D per intenderci, che riusciva a consegnare il prodotto in 5 giorni lavorativi. Una bomba, però uno dei motivi per cui faccio la premessa che farò oggi è che appunto non è detto che un'ottima innovazione tecnologica corrisponda a un'ottima innovazione in generale.
Sono, vabbè, facilitatore certificato Legacy Display, questa è un'altra cosa. Mi occupo di design thinking e mi sono diplomato recentemente in Digital Transformation presso l'MIT di Boston. E appunto mi occupo di processi, strategie e innovazioni presso i miei clienti, quindi è qualcosa che faccio regolarmente. Quella era un'immagine per fare una intro quando siamo in presenza, quindi l'ho skippata. Ecco, più o meno quello che facciamo è questo, introduzione, quindi capire il mondo attuale, quindi diamo un'occhiata a quello che è successo fino ad oggi, perché ci ritroviamo nella situazione in cui ci ritroviamo adesso, e non perché ci ritroviamo in pandemia, perché ci ritroviamo in questa situazione a livello tecnologico, e poi capire appunto che cosa succederà, cercare di prevedere che cosa succederà d'ora in poi. Poi parliamo appunto di che cos'è e che cosa non è la digital transformation, e tecnologie abilitanti. Non arriveremo a parlare di agile design, però non vi ho detto prima, faremo anche dei cenni di cyber security, che è un'altra tematica molto collegata con il cloud e con le tecnologie abilitanti. Bene, non attenderei oltre e partirei con l'introduzione. Legge di Moore. Quindi la prima cosa che ci serve sapere per capire dove siamo arrivati è la legge di Moore. Altra cosa, Caterina, fornirai le slide giusto ai partecipanti? Assolutamente, quelle che tu gentilmente metterai a disposizione. Chiaro. Quindi sì, se trovate qualcosa interessante nelle slide da scrivere, non vi consiglio di scriverlo perché le riceverete, e piuttosto appuntatevi. Ok, legge di Moore. La prima cosa che ci interessa sapere, questo signore qua, che non so se è ancora vivo a dire la verità, ma insomma era un ingegnere informatico di IBM che negli anni 60 ha introdotto, si chiamava Moore come potrete immaginare, negli anni 60 ha introdotto questa legge, ovvero che questa regola che vedeva rispettarsi, ovvero che la complessità di un microcircuito raddoppia ogni 18 mesi. Che cosa significa in buona sostanza? Che ogni anno e mezzo, ok, raddoppia la potenza di calcolo fondamentalmente. Quindi quello che sono in grado di fare il computer, diciamo in generale, raddoppia ogni anno e mezzo. Qua la parolina magica è raddoppia, ok? Raddoppia dal punto di vista matematico, si vede solo Caterina, sì, scusa, dice che non si sì, vede. in video sì, ma riuscite a vedere le mie slide? Domanda? Io le vedo le slide. Ok, va bene, vado avanti allora. Sì, sì. Boh, perfetto. Ok, grazie. Grazie. Sì, No, io dicevamo. ancora, scusa, la schermata fissa su Moore. Sì, giusto. Ah, perfetto. Parlo un Grazie. sacco sopra, non ti preoccupare Flavio. Ok, allora, dicevamo, complessità del microcircuito raddoppia ogni anno e mezzo, quindi significa che la potenza di calcolo raddoppia. La chiave di quello che vi sto dicendo è raddoppia, perché dal punto di vista matematico raddoppia significa una curva di tipo esponenziale, ok? Questo è, diciamo, la prova di quello che diceva Moore. Sulla sinistra c'è una scala logaritmica che rappresenta appunto quello che diceva Moore, e vedete che più o meno la distribuzione fino al 2016 dei processori segue questa legge. Però come vi devo spiegare che cosa significa esponenziale? Perché è un concetto che è un po' controintuitivo per il nostro cervello. E ve lo spiego con un esempio, che è un esempio che è una storia dell'antichità, ovvero di quando sono nati gli scacchi, di quando è nato il gioco degli scacchi. Ok? Il tizio che li aveva inventati fondamentalmente ha fatto arrivare questo suo gioco al faraone. Il faraone ha provato a giocare, innamoratissimo, ha detto wow, che bomba sta cosa qua, portatemi il tipo che l'ha inventata perché lo riempirò d'oro, ok? E il tizio che ha inventato gli scacchi, siccome sapeva ragionare in maniera esponenziale, che cosa ha detto? Ha detto io non voglio oro, io voglio un chicco di riso, ok? Raddoppiato per ogni casella degli scacchi. Quindi 1, qua così, 2, 4, 8, 16, ok? Faraone, che pensava in maniera lineare, come quasi tutti gli umani,
ha detto, "Oh, vabbè, mi va di lusso, pensavo di dargli oro, gli do riso, giusto? Ok? Ci va anche benone, no? Solo che sapete qual è il numeretto che ci sta qua su? È sta bestia qua. Questa cosa sono 18 miliardi di chicchi di riso, ovvero la produzione annuale attuale di riso per 36 anni. Ok? Ecco, questo è il pensare esponenziale. E perché è importante capire che cosa significa pensare esponenziale? Perché se noi prendiamo l'introduzione della legge di Moore, che vado a memoria, mi sembra 63, però potrei sbagliarmi, qua così, ok? Noi siamo già nella seconda metà della scacchiera. E essere nella seconda metà della scacchiera significa che ogni anno e mezzo succedono diciamo, l'innovazione va così forte che diventa molto difficile prevederla. Ci sarà un momento che viene indicato come singolarità, ok? Che è il momento dove l'innovazione sarà così forte che diventa per noi impossibile prevederne la traiettoria, ok? Quel momento è inquadrato da alcuni, diciamo, abbastanza bravi a fare previsioni come 2045, quindi neanche troppo distante, ok? Questo è il pensiero informatico e esponenziale, scusatemi. Pensiero esponenziale, possiamo anche fare l'esempio della passeggiata. Se io vi chiedo di fare una passeggiata e di fare un passo, cioè di ripetere 30 volte una passeggiata, cioè un passo di 3 metri, scusate, riavvolgo. Se vi chiedo di ripetere 30 volte un passo di 1 metro, facciamo 30 metri, giusto? Buono. Se invece vi dico di fare 30 passi che aumentano esponenzialmente, quindi 1, 2, eccetera, facciamo 26 volte il giro del mondo, ok? Questo è il pensiero esponenziale. Bill Gates dice spesso che la maggior parte delle persone sovrastima quanto potrà fare in un anno e sottostima quanto potrà fare in 10 anni. Questo è dovuto anche all'esponenzialità fondamentalmente, no? Perché tra l'altro in un mondo digitale riusciamo, un effetto dell'esponenzialità non è solo quello di non riuscire a stimare nel lungo la potenza di quello che facciamo, ma c'è una piccola delusione all'inizio che è rappresentata da questa curva qua. Che cosa succede? Noi pensiamo lineare, ok? Pensando lineare, all'inizio la nostra aspettativa è più alta di quello che vediamo succedere con l'esponenziale, ok? A un certo punto si arriva a un punto di rottura, ok? Dove i cambiamenti esponenziali, diciamo, sorpassano, diciamo, un break-even point, dove i cambiamenti sorpassano il nostro pensiero lineare ed esplodono e non riusciamo a prevedere quel momento. Vi faccio un esempio che probabilmente vi tornerà abbastanza naturale. Febbraio 2020, cosa è successo? È arrivato il paziente 0, sì, il paziente 0. Vabbè, comunque ci siamo accorti del primo caso, no? E un caso, poi 2 casi, poi 4 casi, e le persone, io in primis, che cosa pensavamo? Vabbè, ma insomma, dai, un caso, cosa vuoi che sia, eccetera, eccetera. Purtroppo si notava che l'andamento seguiva una curva esponenziale, no? Vi ricordate il famoso R con T? Era appunto quello, no? R con T descriveva appunto, se era più alto di 1, descriveva un andamento esponenziale. E non ci siamo accorti, all'inizio pensavamo che la pandemia fosse, diciamo, una montatura, tra virgolette, comunque che fosse raccontata molto più potentemente di quello che poi era, e poi a un certo punto è esplosa, nessuno di noi si aspettava una cosa del genere, o molti pochi di noi. Questo è quello che succede con gli incambiamenti esponenziali. Prometto che cercherò di non parlare più di questo argomento, però secondo me è una cosa che ci torna abbastanza chiara a tutti. Ok, la stessa cosa succede con le tecnologie. Vi faccio un esempio. Sentiamo parlare da un po' ormai di auto a guida autonoma, giusto? Però non le vediamo ancora. In realtà stanno cominciando sistemi di guida autonoma di livello 2, qualcosa anche di livello 3 sta cominciando a circolare. Però fondamentalmente qual è il rischio, diciamo? Il rischio è quello di pensare, vabbè, ma è da un po' che ne sentiamo parlare, ancora non si vede niente, probabilmente sarà un buco nell'acqua. Ecco, spesso quando vedete nuove tecnologie, no? Che magari
fanno il primo, come si dice, fanno il primo step, dopo non ne sentiamo più parlare per un po', siamo probabilmente qua. Vi dirò una cosa in più, poi vado avanti, vediamo se riesco a disegnare. Yes. Ok, vi dico una cosa in più. Vedete il mio... Vedete quello che sto disegnando, vero? Sì, confermo, si vede. Bomba, grazie. Questa è una curva ad S, perché di solito l'esponenziale non è fatta linearmente, ma va su e poi ha quelli che si chiamano winter, inverni. Poi torna ad andare su e poi a un altro inverno. Quindi fondamentalmente potete vedere anche l'esponenziale con una serie di S che va, che sale, ok? Cerco di farvela un pochino più grossa, vediamo un po' se riusciamo a vedere. Ok? Quindi fa una cosa del genere. Ok? Rimetto adesso la slide un attimo solo. Quindi ecco, questo è quello che succede. Di solito abbiamo un primo momento dove, mettiamo la slide di prima, ecco qua, abbiamo un primo momento dove c'è un primo cambiamento, dopo c'è quello che si chiama winter, quindi va un pelino giù, ok? E poi torna ad andare su. Quindi potete vedere questa curva con una serie di S che si susseguono, ok? Ecco, questo è... Non vado più a fondo di così, però spero di avervi convinto. Ray Kurzweil, spero di non aver demolito il suo cognome, dice appunto che la singolarità è vicina. Quello che vi dicevo prima, la singolarità tecnologica è quando i cambiamenti saranno così veloci che non siamo in grado di prevederli. Attenzione, la cosa ci spaventa ed è normale perché ci spaventano tutte le cose che non conosciamo e che non possiamo prevedere ed è normale, però non è detto che sia un male a prescindere, ok? Sicuramente è una cosa di cui dovremo tener conto e che dovremo programmare bene. Questo avverrà soprattutto quando la potenza dei computer di calcolo sarà più alta della potenza di tutti i cervelli messi insieme. Sembra molto distante, purtroppo insomma, senza purtroppo per fortuna, è abbastanza vicina, ok? Questo è l'anno che vi dicevo prima, il 2045, quello che Kurzweil prevedeva. Perché la previsione di Kurzweil è abbastanza importante? Perché l'86% delle sue previsioni, e le scrive, lui è un pazzo scatenato che scrive le previsioni e tiene anche traccia di quante ne becca e quante ne manca, ne ha beccate l'86%, non è Nostradamus che è in foto, però il 12% si è rivelato parzialmente corretto e solo il 2% delle previsioni si è rivelato sbagliato. Alcune di queste previsioni sono: nel 90 ha detto che un computer batterà un campione del mondo a scacchi entro il 98, e questa è un'immagine di Kasparov che perde contro Deep Blue. Attenzione, ci sono due cose che ci interessano ancora di più del computer di Deep Blue che batte Kasparov. Punto primo è che da quel momento in poi nessun giocatore professionista ha battuto un computer. Punto secondo è che invece giocatori professionisti di scacchi con l'aiuto tecnologico riescono a battere la tecnologia. Questa è un'altra cosa che si dice un po' poco spesso, ma che l'umano con l'aiuto della tecnologia riesce a battere la tecnologia, ok? Quindi la nostra capacità analitica, il nostro istinto, sommati alla capacità di calcolo dove la tecnologia ci batte, la capacità di previsione, possono appunto avere un effetto moltiplicatore molto interessante. Questa è una cosa che si sente poco. I giocatori professionisti di poker, per esempio, utilizzano dei modellini di calcolo delle probabilità. Perché? Perché calcolare la probabilità con un computer è molto più potente che farlo a mente, però dopo la capacità di prendere decisioni viene lasciata al giocatore. Diceva anche che un PC sarà in grado di rispondere a query, a delle domande, quindi accendendo online senza fili. Nel 90 l'ha detto, direi che più o meno ci ha preso. Diceva che entro i 2000 gli arti artificiali permetteranno alle persone di camminare, questo è Exo Bionics, quindi ci siamo. E ha detto che le persone parleranno al computer dandogli comandi vocali entro il 2009,
ci ha sbagliato di poco perché insomma Siri è 2011, e poi ha parlato appunto ci saranno display montati su degli occhiali che permetteranno la realtà aumentata entro il 2009. Questo è il 2013. Torneremo su questo esempio che sono i Google Glasses, perché questo è un esempio di come innovazione tecnologica non significa innovazione per le persone. Infatti questi occhiali qua, vi chiedo, presentati nel 2016, li avete mai visti indossati a qualcuno? Probabilmente la risposta è no. Quindi di questo parleremo dopo. Perché però dovremmo cominciare a pensare in maniera esponenziale come fa effettivamente Kurzweil? Perché effettivamente questo ci può aiutare a prevedere i cambiamenti. Sono andato veloce sulla slide di prima, che era semplicemente un altro, mostrava di nuovo quanto stavano cambiando i computer. Perché dovremmo pensare in maniera esponenziale? Perché siamo nel bel mezzo della quarta rivoluzione industriale. Ok? Questa rivoluzione industriale è trainata dalle tecnologie abilitanti. Ok? È trainata anche da diverse dinamiche che sono appunto dinamiche social, dinamiche mobile, ok? Quindi queste fanno da moltiplicatore, e la cosa importante e che dobbiamo tenere in conto è che tutte queste tecnologie, queste dinamiche, quindi sia la parte social, mobile, che le tecnologie che vi ho citato prima, quindi intelligenza artificiale, cloud, Internet of Things e blockchain, seguono tutte un movimento esponenziale, e queste curve esponenziali si sommano, ok? E aumentano la potenza perché stanno, stanno agendo sullo stesso mondo. Quindi se prese singolarmente già hanno un andamento di quel tipo, di quel genere, prese in gruppo sommano la loro potenza. Scrivetemi se sto spiegando male, se non vi è chiaro qualcosa, fatemi domande. Ok, chiaro. Tutto chiaro, bomba, ok, perfetto. Che caratteristiche ha questo tipo di, questa quarta rivoluzione industriale? Allora, punto primo, è molto più veloce delle precedenti. Il fatto che sia molto più veloce delle precedenti, ora abbiamo capito perché, ok? Oltre alle tecnologie c'è il fatto che siamo tra l'altro interconnessi a livello globale, e quindi questa rivoluzione industriale è di livello globale. Quindi vediamo che cambiamenti nella Silicon Valley arrivano il giorno dopo a noi, oppure vediamo che nuovi fenomeni possono nascere tranquillamente nel sud-est asiatico, oppure in Ucraina. L'Ucraina, per esempio, è uno dei paesi più avanzati nel settore cripto, più che cripto, blockchain, o i videogiochi play to earn, che sono un'altra cosa che vedremo quando parleremo di blockchain, sono nati in Indonesia, per esempio, e quindi è una rivoluzione che è globale, ok? Altra cosa, cambierà il nostro modo di pensare al lavoro, e mi tocca riparlarvi della pandemia, purtroppo. Però quello che abbiamo visto in questi 2 anni è una rivoluzione di dimensioni bibliche su come lavoriamo, ok? Ahimè, questa rivoluzione è stata spinta, ok, da necessità, da causa di forza maggiore. Però non era niente di imprevedibile, ok? Stavamo andando in una direzione già da prima, ok? Si stava già andando da prima verso lo smart working, verso il work from anywhere, quindi lavora da qualsiasi parte, verso organizzazioni che diano all'individuo capacità di pensare, di agire in maniera responsabile e di essere fondamentalmente auto-organizzate, quindi un cambiamento da organizzazioni dove un capo dice che cosa fare a tanti cervelli distribuiti che pensano in maniera autonoma. Ecco, questo stava già succedendo. Che cosa ha fatto la pandemia? Ha anticipato questo cambiamento e ha forzato questo cambiamento. Secondo me più o meno di 5 anni, questa è la cosa che però questa è una mia opinione. Che cosa è successo? Che le organizzazioni che erano già più pronte, che già stavano andando verso queste cose che vi ho descritto prima, si sono ritrovate in una situazione di fortissimo vantaggio rispetto a quelle che erano, diciamo, un po' più ancorate a sistemi tradizionali. Io nel mio piccolo, riuscendo già
ad erogare determinati contenuti da remoto, ho avuto un grosso vantaggio nel corso del primo 2020, insomma, ecco, per farvi un esempio banale. Ecco, comunque questa quarta rivoluzione industriale cambierà il nostro modo di pensare al lavoro, metterei anche proprio una sbarra, sta cambiando in maniera radicale il nostro modo di pensare al lavoro. Ok? Bene. Ecco, questo è uno screenshot che vi ho messo per ricapitolare un po' di quelle che sono le cose che stanno succedendo in questa quarta rivoluzione industriale. Quindi vi dicevo blockchain, digital transformation, near field communication, NFC, quindi questo fa parte dell'Internet of Things, lo vedremo nel dettaglio, cloud, ovviamente cloud, intelligenza artificiale, tecnologie mobile, modi di lavorare, come vi dicevo, robotics. Adesso si sente tanto parlare di virtual reality perché ci stanno tirando un pippone così con il metaverso, giusto? E ecco, confondiamo ogni tanto il metaverso con la realtà virtuale, però parleremo anche di questa cosa qua. Ok? Ecco, non è facile fare previsioni, nel senso si sbaglia, anzi tutte le previsioni sono sbagliate perché altrimenti sarebbero retrospettive, giusto? Vediamo che anche persone abbastanza titolate avevano fatto delle previsioni, diciamo, molto fuori. Questi sono due dell'Università di Princeton che avevano scritto questo lavoro e avevano detto una cosa tipo: i computer non saranno mai in grado di guidare un'auto. Elon Musk la pensava un po' diversamente e diceva e dice che tra 20 anni considereremo le auto col volante come oggi consideriamo i cavalli. Ecco, quando sentite parlare Elon Musk, state attenti alla variabile tempo, perché è molto famoso per sovrastimare quello che riuscirà a fare e i tempi in cui riuscirà a farli. Poi alla fine li porta quasi sempre a casa, però sui tempi di solito ci sbaglia. Ecco, detto questo, è molto probabile che si vada verso auto che si guidano da sole, ok? Anzi, si sta già andando verso auto che si guidano da sole. Questo è un esperimento del 2007 e in questo momento siamo a questo livello qua. Vi faccio partire il video e vi metto in muto. Ecco, questo è un video che vi mostra la reazione di... questo è anche abbastanza vecchio, nel senso che è del 2017, se non sbaglio. E queste sono persone a Phoenix, Arizona, che montano sull'autovettura a guida completamente autonoma. Questa è una guida di livello 4 di un'azienda che si chiama Waymo, è un'azienda che è stata rilevata da Google e che appunto sta studiando la guida autonoma. Vedete che ci stiamo arrivando. Quello che mi interessa sapere da voi, anzi la domanda che vi faccio è: che tecnologie vedete in questa vettura? Provate a scrivermelo in chat. Sì, sicuro. Poi? GPS, sì. Poi? 5G? Probabilmente adesso sì. Sì, non so se nel 2016, ma probabilmente adesso sì. Poi? Wi-Fi? Sì. Poi? Sì, c'è la gestione dei tempi di latenza. Sì, c'è una videocamera. Assolutamente sì. Quindi c'è un riconoscimento immagine. IoT, esattamente, Internet of Things, perché è collegata alla rete, a tutti i sensori che sono collegati alla rete. Ci sono i radar, esatto. Visione a 360 gradi, sì, anche grazie ai radar. Ci sono diversi tipi di sensori. Ci sono delle videocamere, esatto. Altra tecnologia che non avete citato, tutte queste mole di dati, cioè voi mi avete citato tanto i sensori, ok? Ed è corretto, perché ci sono un sacco di sensori che prendono informazioni, esatto. Poi questi ammassi di dati vengono gestiti da intelligenza artificiale, meglio, vengono gestiti da reti neurali. Reti neurali, esatto, velocità di calcolo molto alta, velocità anche di previsione, e questa previsione e il fatto di prevedere e di prendere decisioni in base ai dati viene gestito con intelligenza artificiale, o meglio con delle reti neurali, quindi con dei sistemi di intelligenza artificiale interconnessi tra di loro. C'è la parte cloud? Assolutamente sì, perché questi dati vengono poi
inviati continuamente a dei server. Perché vengono inviati questi dati a dei server? Perché sistemi di intelligenza artificiale che sono presenti si devono migliorare col tempo. Ok? In questo momento Tesla sta rilasciando una cosa tipo un aggiornamento a settimana nelle sue auto per il sistema di guida autonomo. Questo perché? Perché la mole di dati che hanno in giro, ok, migliora il sistema di previsione ogni settimana. Ma se tutto esiste solo, tutto esiste solo se una velocità di attraversamento della rete è veloce, altrimenti il messaggio di ritorno è fatale. Sì, allora, per guidare non c'è uno scambio, non si fa, per far sì che la macchina guidi da sola, non si fa uno scambio in tempo reale. Quindi ci sono dei sistemi che riescono a governare l'auto, diciamo, offline, non interconnessi, che riescono a comandare l'auto, anche perché non puoi permetterti in nessun momento di avere dei breakdown, cioè, non so, in galleria banalmente non prende, non puoi permetterti che l'auto non sia più in grado di guidare. Quindi solitamente questo scambio avviene prima e dopo, ok? Quindi sì, il tempo di latenza in questo caso è fatale, soprattutto nei sistemi di calcolo. Comunque i sistemi di calcolo, quindi i computer che sono presenti nella macchina, sono molto 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 potenti. Ecco, un'altra previsione che aveva fatto Elon Musk sbagliata era sul fatto che secondo lui in questo momento i sistemi di guida autonoma di livello 4 dovevano già essere più che presenti. In realtà ci sono delle problematiche molto 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 potenti. Tra l'altro un'altra cosa interessante è che prima queste auto facevano molto affidamento sui radar, ok? Adesso fanno più affidamento sulle camere. Sapete perché? Perché il sistema con cui noi guidiamo, noi uomini, e il sistema con cui noi abbiamo impostato le strade è un sistema che si basa molto sulla nostra vista e sul nostro udito, ok? Noi non abbiamo un radar. Quindi il fatto di avere un radar sulla macchina sì è un di più, però è molto meglio se la macchina si basa sulle immagini che riceve. Questa è una cosa che hanno cambiato abbastanza recentemente, si parla di un annetto fa. Ci sarà un salto esponenziale quando ci saranno i computer quantistici? È probabile, sì, anche se sui computer quantistici appunto siamo ancora abbastanza presto per prevedere quando e come si evolveranno, soprattutto per un livello di costi, però sì, sicuramente. Come si coniuga questo sistema con le manovre di un'altra auto guidata manualmente? Questa è una buona domanda. Allora, i sistemi di calcolo imparano da tutte le miglia che vengono percorse. Quindi qua su Waymo/The Journey potete vedere quanto sistemi di calcolo, quante miglia hanno guidato. Questo era fino al giugno 2018. Queste sono le miglia che guidate in maniera autonoma da Waymo. Vedete che anche questo è un esponenziale, no? L'abbiamo riconosciuto. Che cosa succede quindi? Che l'intelligenza artificiale parte con dei dati con cui la alimentiamo, quindi con cui le insegniamo a fare qualcosa. Poi se la mole di dati è talmente alta, i sistemi di intelligenza artificiale imparano e fanno delle previsioni in base ai dati che già hanno. Che cosa significa, Elisabetta? Che noi guidiamo la macchina, pensiamo secondo l'istinto. In realtà tutte le nostre mosse, se guardiamo milioni e milioni di casi, sono molto prevedibili. E quindi i sistemi di guida autonoma si riescono ad adattare con dei tempi di latezza molto bassi, e quella che è una stima abbastanza affidabile prevede che il 96% degli incidenti stradali potrebbe essere cancellato quando i sistemi di guida autonoma saranno diffusi in maniera insomma capillare. Questo perché molto spesso gli incidenti che facciamo sono dovuti a errori umani. Questi errori umani in realtà verranno eliminati con sistemi di guida autonoma. Comunque ci sono fondamentalmente dei sensori che vedono cosa fanno anche le auto a guida manuale e reagiscono anche molto meglio di noi, si distraggono molto di meno, anzi non si distraggono, per dirtela molto, molto facilmente. Optical wiring in motor vehicle similar to fly by light on aircraft, ok, evolution by fly by wire, ok. Alberto mi mette questa frase, quindi che vabbè, insomma, non so il contesto, però fondamentalmente dice che adesso è simile al fly by light, quindi vola con la luce, invece che fly by wire, quindi credo che sia vola
pilotato by wire. Non sono molto esperto di aerei, quindi chiedo l'aiuto del pubblico. Bene, vado avanti intanto. Se Sì, posso vai, chiarire, vai. se posso chiarire, intendevo dire che invece di avere fili di rame avremo fibre ottiche. Ah, ok. In pratica, invece di avere fili di rame per trasmettere le informazioni con optical wiring, quello invece andrebbe molto più veloce. Ok, allora Scusami, mi esprimo meglio in inglese, mi dispiace. No, fatto bene, non avevo capito. Grazie mille. Ok, ecco, a proposito di aerei, vi faccio questo parallelo qua. I passeggeri aerei, appunto, vedete che qui in mezzo c'è una cosa esponenziale che non vediamo. Anche qua gli aerei all'inizio erano visti come molto insicuri, in realtà lo erano molto insicuri, adesso sono estremamente sicuri grazie alle ripetizioni che facciamo. Qui c'è un altro video che schippo avanti, ma insomma qui potete vedere tutti i sensori di Waymo all'opera. Sì, pur descrivendola come... Ok, sì, devo rivedere, forse hai ragione su questa cosa qua. Comunque probabilmente c'è stato un aumento esponenziale che poi ha raggiunto quello che si chiama un plateau, ok? Quindi siamo arrivati a un picco, tra l'altro adesso sta andando giù per i motivi che sapete tutti. Un po' di considerazioni. Allora, vi chiedo, punto primo, rispondiamo a una domanda alla volta, potete alzare la mano, vi chiedo, comprereste quest'auto? Basta che mi diciate sì o no. Comprereste quest'auto? No, vedo una mano su. Ok, non ancora. Ok, allora riformulo un attimo. Quando diciamo la tecnologia, siamo sicuri che è una bomba, eccetera, comprereste quest'auto? No, sì, ok, sì. Luca, quando la tecnologia sarà a prova di bomba, la compreresti? No, comunque. Buon, ok. Molto bene. Sì, per i nostri percorsi standard. Allora, il focus di questa domanda, dopo Caterina, se puoi abbassare le mani dei partecipanti che l'hanno alzata, così dopo vedo chi mi fa le domande. Grazie. Il focus di questa domanda, controllo la mia volontà. Se mi desse la possibilità di prendere il controllo a mia volontà, allora sì. Sì, quasi tutte danno la possibilità, almeno in questo momento tutte sono obbligate, anzi sei obbligato per legge a sederti al sedile del guidatore e ad essere pronto a intervenire. Però in un futuro non è detto che questo avvenga. Il focus della mia domanda, però, attenzione, non era riguardante alla sicurezza dell'autovettura, eccetera, ma era comprereste. Perché probabilmente, ok, queste auto non verranno vendute, ma verranno fornite come un servizio ed è la cosa su cui stanno lavorando molto Uber e Lyft. Quindi non verranno vendute molto meno e molto più verranno offerte come un servizio. Questo avrà determinate conseguenze su quella che è la nostra vita. Proviamo a immaginare le assicurazioni. Il modo con cui facciamo le assicurazioni verrà rivoluzionato perché probabilmente l'assicurazione verrà stipulata non tra noi e la compagnia assicuratrice, ma tra noi e il produttore di autoveicoli o chi ci dà il servizio, tipo Uber. Le manutenzioni, ovviamente, le manutenzioni verranno programmate e se noi usiamo l'auto as a service, ok, come un servizio, entriamo in tematica cloud as a service, ok, l'auto probabilmente la manutenzione verrà fatta in maniera centralizzata da qualcuna di queste case. Immaginiamo il trasporto pubblico come potrebbe essere rivoluzionato qui. La prima cosa che mi viene in mente è la tematica lavoro, quindi probabilmente si perderanno molti posti di lavoro nel trasporto pubblico. Questa è una cosa che sta già avvenendo perché per esempio in Australia e negli Stati Uniti si stanno già muovendo dei convoy, come si dice, dei gruppi di camion dove il primo camion è guidato da una persona e dietro ci sono una serie di camion che lo seguono in maniera autonoma, completamente autonoma. Questo ovviamente da noi è un po' più difficile per via della dimensione delle strade. Il settore automotive ovviamente vedete che sta già subendo una rivoluzione, questo è sotto gli occhi di tutti, ma anche pensiamo al settore del real estate, cioè questa è una cosa interessante perché rispetto a 2 anni fa è cambiato molto questa considerazione, nel senso che se noi potessimo utilizzare
un'auto per andare a lavoro dove possiamo fare altro nel tragitto, per esempio possiamo pensare alla nostra giornata lavorativa come 6 ore più un'ora in auto dove lavoriamo tutte le 8 ore, per esempio, no? E questo dava come possibile conseguenza il fatto che probabilmente si sarebbero valutate in maniera più, cioè si sarebbe dato più valore a case che si trovano a più distanza rispetto ai luoghi di lavoro, il caso tipico la Silicon Valley, e quindi si immaginava che l'ambito dove le case costavano tanto nella Silicon Valley si fosse allargato. Questo è cambiato sensibilmente in questi 2 anni perché la gente sta lavorando molto di più da casa, quindi vedete che i settori i cambiamenti stanno avvenendo, come vi dicevo. Ecco, se volete vedere, se volete approfondire il discorso del real estate, vi lascio questo video, ve lo trovate nelle slide, che è la legge di Marchetti, e mostra come Marchetti ovviamente è uno studioso italiano, e mostra come lo sviluppo delle città è collegato alla nostra capacità di spostarci velocemente. Quindi fin quando potevamo utilizzare piedi e cavallo, le città avevano una certa dimensione. Poi la bicicletta le allargate, poi il tram le allargate, la metropolitana le allargate ulteriormente, ok? E l'autovettura a livello personale le ha allargate ulteriormente. Vedete qui è fin quando c'erano pedestrian and coaches, quindi carrozze di cavalli, e si camminava, tram guidati da cavalli, poi qui c'erano i tram elettrici, poi le auto, scusate, subways, auto, e poi si ipotizzava che con le auto a guida autonoma appunto si sarebbe potuto allargare la zona questa è la Bay Area, quindi qui è dove c'è la Silicon Valley, allargare la zona in tutta questa parte rossa con una tolleranza dell'80%. Qui trovate l'articolo dove si parla di questa cosa qua interessante. L'articolo è di pre-pandemia, quindi leggetelo anche con gli occhi post-pandemia perché diciamo incita alcuni ragionamenti, ok? Lui invece, Halvarian, è il Chief Financial Officer di Google, quindi è quello che gestisce i conti di Google, direi che fa un buon lavoro, e dice che il futuro è quello che i ricchi hanno oggi. Questo è un altro buon modo per prevedere il futuro. In questo momento i ricchi si stanno comprando la Tesla Model S, permettetemi questo come si dice, semplificazione, probabilmente appunto le auto elettriche a guida autonoma diventeranno a breve una comodità, anche se siamo un pochino indietro col discorso di ricariche e autonomia, ma insomma spero ci arriveremo. Ecco, cerco di trovare una chiosa. Perché vi ho fatto sto pippone introduttivo, detto proprio con un termine tecnico? Perché vogliamo capire che cosa succederà d'ora in poi, giusto? E abbiamo cercato di dare un'occhiata a come si è evoluto lo scenario, facendo poi l'esempio dell'auto elettrica, che è uno dei, arrivo Elisabetta, che è uno dei casi fondamentalmente, no? E vi faccio questa domanda qua, rispondetevi a mente. Spiegate che cosa fa un social media manager a un operaio, a un operaio Fiat del dopoguerra. E non è facile, perché se mi metto a parlare con un operaio Fiat del dopoguerra, diciamo 65, no? Devo spiegargli un po' di cose per arrivare a parlare del social media manager. Allora magari l'elettricità sa che cos'è, filo di rame probabilmente sa che cos'è. Il computer comincia a capire che cosa sono questi sistemi di calcolo, ne sente parlare magari, però dobbiamo spiegargli anche che i computer poi sono stati trasportati a inizio anni 90 nelle case delle persone e quindi diventano personal computer. Poi dopo di questo gli dobbiamo spiegare magari che cos'è il software, che quindi che cosa sono le applicazioni, che cosa è internet, la diffusione di internet anche, e poi possiamo spiegargli che alcune di queste applicazioni sono i social media e di nuovo dobbiamo passare un po' di tempo a spiegargli cos'è un social media e quindi capiamo, e dopo dal social media possiamo dirgli che Fedez si è dovuto prendere il social media manager. No, scherzo, comunque gli possiamo dire che cos'è il social media manager fondamentalmente. Vedete che ci mettiamo un po' di tempo, non è così facile. Perché? Perché il cambiamento è una serie di layer, di strati che si vanno a sommare uno con l'altro. E per poter prevedere dove stiamo andando è bene conoscere
questi strati. Il motivo per cui appunto facciamo questo webinar è per conoscere al meglio questi strati e capire tramite la conoscenza di questi strati che direzione prenderà il futuro. Attenzione che di nuovo facciamo delle previsioni, ok? Cerchiamo di prevedere le traiettorie. Che cosa significa? Dove stiamo andando, ok? E prevediamo dove stiamo andando, ma possiamo sbagliarci o possono esserci degli eventi che non dipendono da noi, che possono poi virare quello che è l'andamento del futuro. Non ve ne cito neanche perché ne potete immaginare quanti ne volete di questo tipo di eventi. Però conoscere al meglio gli strati è la strategia migliore per poter prevedere le traiettorie e poter capire dove sta andando il futuro. Anche perché possiamo chiederci a livello quasi filosofico perché l'uomo innova, perché ha l'esigenza di innovare, ce l'avrà sempre, perché da che mondo è mondo l'uomo ha la capacità innata di astrarre problemi, ok? Quindi figurarsi quali sono dei problemi da risolvere, ok? Ho due assi di legno, voglio metterli insieme per farmi una casa, ok? Come posso mettere insieme le assi di legno? Invento il chiodo e invento il martello, ok? E quindi ho automatizzato quello che prima magari facevo con lo spago, ok? Una volta che io automatizzo una soluzione, trovo dei nuovi problemi. Quindi una volta che ho il martello, le due assi di legno e il chiodo, mi chiedo ma come posso mettere insieme più velocemente questi assi di legno con dei chiodi e magari mi trovo il martello pneumatico o mi trovo l'automartello, insomma queste cose qua. E quindi mi trovo un altro problema, torno a automatizzare la soluzione e ci troviamo degli altri problemi. Questo è il motivo, diciamo anche quasi filosofico, per cui non stiamo fermi, ma cerchiamo sempre di innovare, di migliorare la situazione in cui ci troviamo. Non sempre ce la facciamo, ok, a migliorare. Ogni tanto siamo abbastanza scarsi a immaginare, o meglio, scusate, torno indietro. Ogni tanto siamo molto propensi a sottostimare dei problemi, dei pericoli che ci sono, o dei byproduct, cioè degli scarti, problemi che ci danno gli scarti dell'innovazione. Questo purtroppo siamo abbastanza scarsi a prevederlo e la crisi climatica è uno di questi esempi, ok? Noi siamo tra l'altro eccezionali a trovare il senso alle cose. Questa è un'altra cosa che ci distingue tantissimo dalle macchine fondamentalmente. Quindi un discorso è trovare dei dati, no? Analizzare dei dati, fare delle previsioni in base a quei dati, ma poi dare un senso ai dati. Ricordatevi che è sempre una cosa molto umana. Quando qualcuno vi parla coi dati, cerchiamo sempre di capire dietro che questi dati vanno interpretati. Quella è una cosa umana e non è una cosa ancora delegabile alle macchine. Ok? Bene. Prima di parlarvi di digital transformation in particolare, vi chiedo, tutto chiaro finora? Vi sembra lineare? Avete domande? Critiche anche, ben volentieri, perché mi danno la possibilità di spiegarmi meglio, di riformulare, eccetera. Boh. Chi tace al consenter. Chi tace consente, ok? Buon, bene, perfetto. Allora mi muovo oltre. Se avete domande fatemele comunque. E cercherò di evitare queste battutacce, promesso. Allora, perché innovare? Quindi abbiamo visto che cosa, cioè qual è il motivo quasi filosofico per cui gli uomini innovano. Ma perché ha davvero senso investire in innovazione? Vi chiedo, volete, mi dicono dalla regia, prima di ripartire, volete che prendiamo un paio di minuti, diciamo, insomma, piccola pausa di 5 minuti, riprendiamo alle 11 così ricarichiamo le batterie? Boh, vedo dei sì dal pubblico, anche perché vi sto tartassando la testa. Benissimo, allora diciamo alle 11 in punto io riparto, giusto tempo per un caffè, siamo tutti d'accordo? Bella lì, perfetto. Allora, Ok. pausetta caffè, ci rivediamo alle 11 in punto. Grazie mille. Per chi
Abbiamo, eh. Che eravamo a berci un caffè. Allora, bene, 11. 11 in punto, come promesso. Ci siamo? Aspetta, chiederei. Il recording sta andando avanti? Parti, sì? Sì, sì. Bomba. Ok, perfetto. Ok, allora ripartiamo. Se prima abbiamo visto la traiettoria, che cosa è successo in passato, che cosa... Cioè, insomma, ci siamo dati già degli strumenti per cercare di capire le direzioni, adesso capiamo, ma ha senso innovare proprio lato business, cioè dal punto di vista economico? Ha senso innovare? Allora, tanto partiamo da questa considerazione che un difetto del carattere umano è che tutti vogliono costruire e nessuno vuole fare manutenzione. Autostrade, no vabbè, comunque a parte questo, insomma, ci chiediamo perché molte aziende non innovano. Se ha tanto senso innovare, perché molte aziende sono abbastanza statiche e stabili in quello che stanno facendo. Perché molte si accontentano dei prodotti e servizi che offrono, questa è la prima cosa. Perché probabilmente i prodotti e servizi che offrono vengono ritenuti sufficienti nel breve periodo. Altra cosa è che malgrado vogliano, ci possono essere dei grossi ostacoli. Hanno paura del cambiamento. Sì, anche questa è un'ottima considerazione, Sara. Malgrado vogliano, ci sono grossi ostacoli. Questi grossi ostacoli sono anche numericamente veri, diciamo. Spesso c'è il 37% dei casi, ci sono dei seri ritardi nei progetti di innovazione, ok? E nel 22% dei casi le difficoltà sono tali da non aver intrapreso il cambiamento, ok? Quindi da averlo lasciato perdere. 22% comunque è una percentuale non indifferente. Quali sono questi ostacoli? Punto primo, innovare costa, ok? Fare ricerca e sviluppo è un processo costoso. Costoso non significa che non valga la pena, attenzione, sono investimenti, però sono comunque dei soldi da mettere giù. Altra cosa, spesso c'è carenza di personale qualificato, questa è un'altra tematica abbastanza delicata. Ecco, bisogna andare a fondo di che cosa significa personale qualificato e diciamo che la discussione sulla personale, la carenza di personale a cui sto assistendo, insomma, mi lascia un po' a sgomento, ma non è questo il momento di darvi opinioni mie personali, ok? Sul perché ci sono queste carenze, cosa fare. 76%, questa è un'indagine di Gartner, giusto per dirvi che non vi metto numeri a caso, appunto, il 76% dei manager sono fondamentalmente insoddisfatti del loro processo di innovazione, ma allora ha davvero senso innovare? Beh, come diceva Harry Ford, se avessi ascoltato i miei clienti avrei fatto solo cavalli più veloci, intanto. Quindi l'innovazione deve partire, le organizzazioni, parlo di organizzazioni per comprendere sia le aziende a scopo di lucro che le no profit che il pubblico, diciamo organizzazioni, appunto hanno lo scopo anche di trainare questo processo, perché le organizzazioni che innovano sono quelle che generano il 75% della ricchezza e il 72% dell'occupazione. Quindi possiamo dire che innovare è il modo più sicuro per garantire il successo. Si vedono anche aumenti del 40% della qualità e del 29% nella diversificazione dei mercati, dei prodotti. Ok? Ci sono anche miglioramenti nella capacità produttiva, nelle quote di mercato e appunto vediamo che nella ACI le aziende innovanti hanno un tasso di crescita del 9%, quelle non innovanti del 3%. Questi sono dati che dopo vi riporto in footer, quindi se volete potete anche consultare. Che tipo di innovazione? Alcune dicono di aver innovato il prodotto, i servizi, altre il processo, il 57% tutte e due. Sappiate che questi sono solo due tipi di innovazione, in realtà c'è un libro di Edward De Bono, ve l'ho scritto in chat, che forse conoscete, Edward De Bono,
spero di ricordarmi giusto il numero, che si chiama 10 Types of Innovation, che vi consiglio perché appunto descrive 10 tipi di innovazioni che vanno oltre prodotto. Altra cosa da dire adesso è che innovare è un modo per prevenire la disruption. Che cos'è la disruption? Ahimè, la disruption, le disruption sono quei fenomeni dove interi settori cambiano in maniera abbastanza repentina e organizzazioni intere possono essere spazzate via, organizzazioni anche leader del mercato. Questo per esempio è stato il caso di Kodak, che è stata spazzata via dall'avvento delle fotocamere sugli smartphone. In realtà Kodak esiste ancora e, cosa interessante e curiosa, fa computer per minare le cryptocurrency. Quindi diciamo se è completamente ha completamente cambiato settore. Ecco, un'altra cosa che fanno le aziende innovative, in questo caso l'azienda, al di là di pareri personali che posso e non posso esprimervi su Amazon, però una delle aziende probabilmente che innova di più dal punto di vista del processo, vedete che questa innovazione ha portato a farla valere come e più di tutti i suoi competitor messi insieme. Vedete che dal 2006 al 2016 è cresciuta del 1094% contro cali abbastanza potenti di altre aziende concorrenti, come vedete. Scusate, ok? Quindi diventa necessario ricercare e pianificare sistematicamente l'innovazione. Questa è la parola chiave, è sistematicamente, ok? Il processo di innovazione non dovrebbe essere un progetto, ok? Dovrebbe essere appunto un processo, dovrebbe essere un qualcosa di integrato nelle nostre organizzazioni, cioè dovremmo fare di continuo fondamentalmente delle azioni atte a favorire l'innovazione e a portare spunti per innovare in maniera continuativa. I progetti di innovazione fini a se stessi, stand alone, quindi che stanno in piedi, per se stessi, sono destinati ad avere dei problemi. Dopo ti do la definizione di innovazione, Sara. Arrivo, dammi ancora un paio di minuti. Attenzione che in Italia abbiamo un problema abbastanza noto sull'innovazione. Pensate che Google e Volkswagen insieme investono quanto tutta l'Italia in innovazione, per esempio, ok? Quindi, giusto per darvi un'idea. E ultima cosa, poi arrivo alla definizione che chiede Sara. Chi deve innovare? È competenza delle aziende e degli altri soggetti. Ecco, in questo caso possiamo vedere degli approcci diversi. In Europa viene abbastanza delegato alle aziende, alle organizzazioni. Al di là di quello che si pensa, spesso l'innovazione negli Stati Uniti viene trainata dal settore pubblico, ok? Nonostante siano un sistema più capitalistico del globo, spesso l'innovazione viene trainata dal sistema pubblico che però trae giovamento solo in parte dell'innovazione. Ecco, se vi interessa un buon spunto su chi deve innovare, vi consiglio, anche qua vi fa piacere se vi metto qualche lettura, no? Mazzucato, tra l'altro lei è una veneziana che vive a Londra e vi consiglio questa cosa qua, che parla appunto di questo problema e pone una buona visione. Ha fatto questo e anche questo libro che vi consiglio. Comunque è molto interessante secondo me il take, il punto di vista suo. E quindi ecco la definizione, diciamo, dov'è il valore in un processo di digital transformation, in un processo di innovazione? Allora, riprendiamo l'esempio di prima. Google Glasses, ok? Ma anche Snapchat Glasses, quegli occhialoni che vedete con i mega brufoli sul davanti che permettevano di andare in giro e di scattare foto e fare stories dagli occhiali. Ecco, risolvevano veramente dei bisogni alle persone? La risposta probabilmente è no, e il fatto per cui vi do questa risposta è perché sono stati appunto dei flop fondamentalmente. I Google Glasses adesso sono stati ripensati per l'azienda, quindi per fare training on the field. Quindi io sono nuovo assunto in un'azienda, invece di avere qualcuno che mi spiega, vedo come lavorare sulla mia retina tramite i Google Glasses, però attenzione, è appunto
un tentativo di salvare. Adesso lo stiamo vedendo ultimamente, non so se avete visto questa cosa qua, sono i Ray-Ban Stories, occhiali lasciati da Ray-Ban e Facebook, che appunto hanno delle videocamere davanti, hanno un microfono con cui io gli posso dire agli occhiali di farmi una foto, di fare un video, di pubblicare una stories. Ecco, staremo a vedere se questi avranno successo o no, però il motivo per cui sono stati introdotti soprattutto lato Facebook è abbastanza noto ed ha a che fare con la raccolta dati, ok? Non è un segreto che per Facebook i dati raccolti anche da dei wearable, dei dispositivi indossabili, siano fondamentali, ancora più che tutto il discorso metaverso. Però se avranno successo o no dipenderà dal fatto, dalla loro capacità di risolvere o no dei bisogni utenti. E quindi ci lanciamo verso le definizioni che giustamente chiedeva Sara. La digital transformation e l'innovazione ha senso solo se produce valore per i clienti, i collaboratori e altri stakeholder. Ok? Quindi possiamo dire che l'innovazione possiamo vederla come quel processo di miglioramento che dovrebbe produrre valore per i clienti, i collaboratori ed altri stakeholder. Attenzione che abbiamo allargato un pelino la visione rispetto all'usuale, perché stiamo parlando di più persone, di più soggetti, perché abbiamo sì i clienti, però attenzione che innovazione anche se portiamo un beneficio ai collaboratori, alle persone che lavorano nell'organizzazione, ed è innovazione anche se portiamo valore ad altri stakeholder, quindi a persone. Gli stakeholder chi sono? Sono persone che hanno un interesse in quella cosa, ok? E in quel particolare processo, ok? Deve essere rivoluzionario, altrimenti... Ma allora, in realtà il fatto di rivoluzionario o banali sono dei giudizi, diciamo, che puoi dare tu, no? Che puoi definire tu come rivoluzionari o banali. In realtà ci sono delle innovazioni che vengono definite disruptive, quindi che vanno a rivoluzionare quello che è il settore, e ci sono delle innovazioni che vengono definite incrementali. Molto spesso le innovazioni disruptive, se zoomiamo dentro, sono una serie di innovazioni, diciamo, più banali, più incrementali sommate su se stesso. Le aziende che intendiamo come innovative molto spesso introducono dei piccoli miglioramenti costanti a quello che fanno. Prova a immaginare Google Maps, l'applicazioncina che usiamo sul nostro telefono e grazie al cielo c'è, se no io non troverei un cliente neanche a morire quando devo andare a visitarli. Ecco, Google Maps viene aggiornata costantemente con delle piccole innovazioni incrementali che molto spesso sono molto efficaci. Quindi in realtà se fare appunto innovazioni disruptive, innovazioni incrementali o innovazioni laterali, quindi prendo una cosa diciamo consolidata e gli attacco un qualcosa di nuovo per dare più valore. Hanno senso, qualunque esse siano, se portano valore in più per i clienti, collaboratori e altri stakeholder. Ok? Faccio un esempio di che cosa... Allora, vi dico questa cosa qua e poi vi faccio un esempio. La digital transformation, l'innovazione non sono technology driven. Quindi qua sembra che io mi stia un po', come si dice, autosmentendo, ma vi parlerò delle tecnologie, perché le tecnologie è fondamentale conoscerle, perché sono degli strumenti per l'innovazione, sicuramente, però l'innovazione non è mai guidata dalle tecnologie, è guidata dai bisogni delle persone. Vi faccio un esempio. Vedete sto robottino qua col tablettino davanti, no? Insomma, io sono, spero non ci siano persone di Ca' Foscari, ma insomma se ci sono pazienza, io sono un Ca' Foscarino e sono andato a una presentazione di Ca' Foscari dove dovevano presentare un paio di progetti, uno era relativo alla gestione dei big data dell'aeroporto di Venezia e l'altro era relativo a un'applicazione di intelligenza artificiale che Ca' Foscari aveva fatto per un hotel 5 stelle a Venezia, dove volevano sostituire il concierge con questo robottino qua, ok? Concierge di un 5 stelle a Venezia significa che se io alle 5 di mattina voglio un sushi, questi devono andare a prendermi il sushi, ok? Più o meno. Bene, hanno presentato i risultati e hanno detto, bah, insomma, ve la faccio un po' breve, non l'hanno detto proprio, bah, insomma, sì, bello, ma tante difficoltà. Difficoltà è stato soprattutto programmare le query, quindi fare formazione a chi doveva inserire le risposte che doveva dare sto robottino qua, è molto difficile, c'era tanta roba da mettere, poi
E poi un problema grande è stato fare formazione ai clienti. Quando ho detto questa cosa qua, gelo, almeno nella mia testa, e chi era dice come gelo, fare formazione ai clienti. Perché anche i clienti, sì, questo ve la ripeto un po' brutta, però anche i clienti sì, non è che possono andare là a chiedere qualsiasi cosa, questa cosa, c'è una lista di cose che puoi chiedergli. E allora vi chiedo, a un concierge voi di fianco avete la lista di domande che potete fargli? Ovviamente no. Che bisogni ha risolto questa quote unquote innovazione al cliente? Non ne ha risolti fondamentalmente, quindi il motivo per cui non è andata a buon fine è soprattutto il fatto che se io ho dei bisogni che un servizio concierge mi soddisfa, ho bisogno che perlomeno lo stesso livello di bisogni venga soddisfatto, altrimenti non possiamo parlare di innovazione, ma parliamo di uno strumentino tecnologico che mettiamo per altri motivi. Un'altra cosa interessante, attenzione, sì, vero, questa cosa qua dei bisogni che dice Alberto è vero. Diciamo che più che si creano, sul fatto di creare non sono completamente d'accordo, però molto spesso si possono individuare dei bisogni che sono latenti. Quindi si possono individuare nei comportamenti delle persone dei bisogni che le persone già soddisfano in un qualche modo e poi andare a soddisfarli in un altro modo. Ti faccio un esempio. Quando è uscito il TomTom, il navigatore, ok, nessuno pensava di aver bisogno del navigatore satellitare. Perché? Perché le persone, tipo io quando andavo in vacanza con i miei, tiravano fuori la cartina, si facevano l'itinerario e andavano, giusto? Però il bisogno che c'era sotto, ovvero quello di orientarsi e di avere uno strumento con cui arrivare al punto di destinazione in maniera più semplice possibile, c'era già. Diciamo che poi è stato individuato probabilmente da altri settori, per esempio i marinai sono stati i primi a usare il GPS, è stato individuato in maniera più specifica e si è andato a risolvere. Altra piccola parentesi, non entro nel merito di quanto potenti siano questi bisogni, non vi parlo della piramide di Maslow che vi scrivo sotto, però ovviamente hanno potenza. Piramide di Maslow, guardatevi questo concetto, una S sola, perdonatemi, però ci sono bisogni che hanno potenza diversa, quindi il bisogno per esempio di sicurezza, di salute, eccetera, è un'altra cosa rispetto ai bisogni di autorealizzazione che solitamente soddisfiamo con i prodotti che compriamo. Ok, non entriamo su questa parte qua, però sì. Ok, spero di averti risposto, Alberto. Ecco, la cosa invece interessante che, di questa presentazione qua è stato quello che hanno detto dopo sul report di come veniva usato questa cosa qua. Più o meno hanno detto questa cosa, hanno detto il robottino chi è che lo utilizzava? Allora, gli anziani perché a fine viaggio, per esempio, andavano là e dicevano oh, ciao, ci vediamo l'anno prossimo, ciao ciao, e parlavano un po' così. E i bambini perché andavano là per cercare di giocare. Ecco, dal come le persone interagiscono poi con le cose, se stiamo attenti, se apriamo gli occhi, possiamo trovare dei bisogni da soddisfare. In questo caso, per esempio, mi viene in mente che avrei individuato, probabilmente si potrebbe individuare il bisogno delle persone anziane di interagire socialmente, oppure il bisogno dei bambini di giocare, di svago, bla bla bla. Quindi, ecco, anche diciamo da, tra virgolette, fallimenti possiamo comunque trarre delle indicazioni. Detta in maniera un po' più larga, la digital transformation è il processo di creazione di valore per gli stakeholders, quindi dobbiamo creare valore per gli stakeholder, altrimenti non stiamo facendo innovazione digital e innovazione digitale in questo caso. Guidato dalla trasformazione di business model esistenti o dalla creazione di nuovi business model. Quindi possiamo sia creare qualcosa di nuovo che prima non c'era più o che prima non c'era, oppure possiamo modificare cose già esistenti. Oltre ai business model possiamo anche attivare prodotti, servizi, organizzazioni, quindi come ci organizziamo, e relazioni. Possiamo migliorare anche nelle relazioni. Attraverso strumenti come l'innovazione di processo, le tecnologie digitali, i dati e la cultura aziendale. Attenzione, questi sotto sono degli strumenti e non sono quelli che guidano fondamentalmente il processo di creazione di valore. Ok? Abbiamo chiarito un pochino le nubi? Fatemi sapere. Intanto sorseggio un po' di caffè.
Bene, allora taglio questa parte qua perché fondamentalmente, ok, bene, fondamentalmente andiamo via un pochino più veloci, vediamo un po' se... Ok, vi faccio vedere brevemente questa parte qua invece, ok? Ok, vi chiedo a voi comunque sì, ok. Ok, allora, come avere successo nella digital transformation? Adesso qua non voglio sembrarvi il venditore di fuffa, nel senso, però un po' di consigli pratici, diciamo che sono buone idee nei processi di digital transformation e di innovazione. Allora, cercate di evitare coloro che vi dicono che esiste un modello one size fit all, cioè un modello che prendo, metto, calo dall'alto e tacco, ho risolto. No, ok? Di solito dipende molto dal contesto. Le organizzazioni dove ci troviamo sono contesti differenti. Quindi in ogni contesto ci sono delle strategie che funzionano meglio, funzionano peggio. Quindi ecco, cercate di diffidare da coloro che vi vendono il modello con cui riuscirete sicuramente a innovare, ma piuttosto cercate dei modelli, delle azioni che siano il più adattive possibile, ok? Più camaleontiche possibili. Gli obiettivi appunto dovrebbero essere prodotti o servizi migliori, un ambiente di lavoro migliore, quindi parliamo di cultura, ok? Sostenibilità potrebbe essere un obiettivo dell'organizzazione, ok? Della trasformazione digitale, e la massimizzazione del valore per gli stakeholder, ok? Il punto di partenza, come diceva nel famoso libro Simon Sinek, ok, parti dal perché, difatti c'è scritto sotto Sinek, il punto di partenza dovrebbe essere il perché dell'organizzazione, cioè qual è il motivo per cui questa organizzazione esiste, ok? Quindi faccio un esempio banale che ci sembra abbastanza chiaro. La sanità pubblica, ok? Perché esiste? Perché vogliamo far stare meglio le persone, giusto? Vogliamo che le persone vivano una vita con meno sofferenza, con più in salute, eccetera, eccetera. Boh, benissimo. Quindi, sapendo e capendo questo perché in maniera forte, che cosa, anzi, come lo facciamo, ok? Dopodiché, dopo che abbiamo capito il come lo facciamo, capiamo il che cosa facciamo. Ecco, ricordiamoci di partire dal perché, non dal che cosa. Capiamo qual è il nostro scopo come organizzazione, a chi vogliamo dare valore in primis e poi conseguentemente, e poi andiamo ad allargare. Ok? E quindi le macrofasi sono la fase di scoperta, quindi ottimizzazione dei business model esistenti o la creazione di nuovi. BM sta per business model. Quindi cerchiamo quali sono i punti dove possiamo, business model, ma anche prodotti e servizi nello specifico, dove possiamo effettivamente migliorare. Dopodiché, roadmap fondamentale, quindi tracciare un piano di sviluppo e implementazione, quindi capire come sviluppare appunto questi miglioramenti e come introdurle anche nei processi ciclici. Integrazione, ok? Significa prendere il processo e renderlo parte integrante della cultura, cioè cercare, quello che vi dicevo prima, cercare di immettere un'idea di innovazione e di digital transformation che sia parte integrante di quello che facciamo in azienda, non un sistema just in case, just in time, solo quando ce n'è bisogno e solo quando vogliamo. Ok? Attenzione a queste cose qua, non imitiamo per forza che cosa fanno i competitor. Perché attenzione che i competitor potrebbero suggerirci delle cose che poi non si adattano alla nostra realtà, ok? Non sappiamo perfettamente qual è il contesto nel quale avvengono le cose nei competitor, quindi attenzione a questa cosa qua. Altro problema è la leadership. Se la leadership dal punto di vista appunto delle persone non ha chiaro il focus, potrebbe essere un problema, ok? Anche qua il focus dovrebbe essere appunto quello di portare valore agli stakeholder. Non è solo tecnologia, ok? Tecnologia è uno strumento, ve lo ripeto ancora perché è abbastanza importante. Le aspettative dei clienti cambiano costantemente, anche questa è una cosa da tenere in conto, quindi dei clienti e degli stakeholder più in generale,
ricordiamoci anche un'altra cosa, che il livello minimo di servizio o il livello minimo che un cliente si aspetta è il livello migliore che ha avuto fino a quel momento. Vi spiego questa frase con un esempio. Se io voglio aprire un e-shop e dico non accetto resi, oltre quello che mi dice la legge, è molto difficile che io ce la possa fare. Perché? Perché il cliente, dato che ha comprato su Amazon, si aspetta da me un servizio almeno simile a quello di Amazon. Ok? Sono d'accordo su questa cosa qua? Provate a immaginare il vostro pensiero quando qualcuno addirittura osa chiedervi le spese di spedizione. Sì, no, le spese di spedizione no. Ok? Altra cosa, silos contro integrazione. Allora, capiamo che spesso ragionare in silos, quindi in compartimenti stagni, è una cosa che va contro ai processi di digital transformation e di innovazione. Cerchiamo di integrare i vari processi. Scusate. Occhio al budget, nel senso che dicevamo prima, come si dice, è molto delicato, è molto costoso anche, quindi va definito un budget per i processi di innovazione adeguato, perché altrimenti insomma, non possono portare, e ovviamente i collaboratori sono il focus, ok? I collaboratori e le persone che lavorano dovremmo cercare di, che lavorano nell'organizzazione sono persone pensanti e dovremmo cercare di coinvolgere il più possibile. Questo è un piccolo schemino preso da un blog che si chiama Corporate Rebels, che è un blog molto bello che vi consiglio e che appunto dice l'iceberg dell'ignoranza, dove lo staff vede il 100% dei problemi, poi man mano si va su. Ecco, non vado più a fondo di questa cosa qua, però ricordiamoci che le persone che lavorano nell'organizzazione possono, anzi sono chiave. Ok? Bene. Prima parte introduttiva l'abbiamo fatta, spero di aver chiarito un po' di cose, ma ve lo chiedo a voi. Ci sono domande, considerazioni? Vi torna quello che vi ho detto? Siamo ancora vivi, attivi, svegli, perché non vi vedo in webcam, quindi non so a che livello di stanchezza vi ho portato. Tutto bene finora? Datemi un cenno di vita. Grazie Sara, benissimo. Mi sembra che i riscontri siano... Buon, tutto bene, buon, ok, perfetto, bene. Ok, allora, possiamo cominciare a parlare delle varie, esatto, del tema principale, ci siamo. Cloud computing e intelligenza artificiale. Partiamo dal cloud computing. Adesso i numeri sono un po' sfasati perché di solito parto dalla blockchain, adesso facciamo un po' miscoliamo un po' le carte. Allora, cloud computing e intelligenza artificiale. Partiamo intanto da questa cosa qua. Vi faccio vedere un video sempre con l'audio tolto. Questo è un video di OVH. Non so se conoscete OVH come azienda. È un'azienda che offriva servizi in cloud fondamentalmente. È andata diciamo, è diventata famosa anche ai non addetti ai lavori, mi sembra aprile dell'anno scorso, non vorrei dirvi una cavolata, però più o meno primavera dell'anno scorso, perché vedete questi qua sono i loro stabilimenti, mi sembra siano a Bruxelles o Strasburgo erano, dove tenevano i cloud, dove tenevano i computer che facevano funzionare il cloud. In questo video loro vi parlano di quanto sono bravissimi nel gestire le cose, livello di sicurezza super mega top. Poi a un certo punto che cosa è successo? Vediamo se mi cambia slide. Eccolo qua. È successo che c'è stato un piccolissimo incendio, ok? E vi dico, io, uno dei miei migliori amici, insomma, lavora con una grande azienda che si occupa di servizi informatici e molti dei loro clienti avevano dati nei cloud di OVH, nei servizi cloud di OVH, e hanno avuto non poche rogne perché spesso le persone pagavano per avere i dati in un posto e i backup in un altro posto, invece questo posto era il piano sopra, il piano sotto di questi container, quindi ha preso fuoco tutto, è andato fuoco, sono andati fuoco i dati e i backup. Questo è stato un problema devastante perché per esempio c'erano dati di sistemi sanitari salvati là dentro che sono andati persi per sempre se le aziende non hanno fatto backup locali. Questo ve lo dico perché
partiamo anche da una considerazione sulla sicurezza del cloud, perché spesso quando cominciamo a parlare di cloud la prima cosa di cui finiamo a parlare è la sicurezza, e ci sono diversi qui pro quo dal punto di vista della sicurezza sul cloud. Ne torniamo a parlare più avanti, però diciamo tenetevi l'esempio di OVH, perché anche qua spesso diciamo diamo un po' troppo valore a determinate cose che magari sono un po' meno importanti, e invece cerchiamo non diamo peso a delle altre cose che invece sono delicate. Però prima di parlare di sicurezza nel cloud, capiamo che cos'è il cloud. Quindi cosa vedremo oggi? Servizi cloud, che cosa sono? Parliamo di containers, non quelli che sono dati a fuoco prima, containers informatici che sono un'altra cosa. Parliamo di microservizi e parliamo di integrazione e servizi continui. Ok? Queste sono le 4, diciamo, macro aree che descrivono il cloud. Allora, introduzione del cloud. In questo momento, già oggi, il cloud è una risorsa imprescindibile per quasi tutte le aziende. Perché? Perché fondamentalmente quasi tutte le aziende utilizzano almeno uno o più strumenti in cloud. Noi in questo momento stiamo utilizzando uno strumento che si chiama Zoom, giusto? Zoom è uno strumento in cloud, ok? Che quindi non è fondamentalmente è presente sì nei nostri computer, però viene aggiornato continuamente e viene ogni volta che c'è un aggiornamento, questo aggiornamento viene scaricato da un cloud, e questa è un'applicazione che noi acquistiamo come software as a service. Vi ricordate prima abbiamo detto delle auto as a service, ok? Quindi questo è un primo strumento. Vediamo che c'è anche il logo di LinkedIn. Anche LinkedIn è un altro servizio che le aziende, io come professionista, uso in cloud. Che altri esempi di cloud, di servizi usate in cloud? Provate a mettermi un po' di esempi sulla chat. Quali sono dei servizi che voi state utilizzando già oggi in cloud nelle vostre organizzazioni? Ovviamente Mega NZ, ottimo Giuseppe, super. Repository, ok. WhatsApp, G Drive, ok, esattamente. Drive è un servizio di cloud, WhatsApp è un servizio in cloud, sì. WordPress, sì, giusto. iCloud, esatto, che è il servizio di Google di Apple, scusami, di storage. Sì, altro? Dropbox, sì. Dropbox è un servizio appunto di storage. Sì, esatto, Apple, iCloud è Apple, non Google, scusami, G Drive. Azure è un altro, sì, benissimo. Che altro utilizziamo? Stiamo migliorando il nostro SIEM. Mi puoi dire che cos'è SIEAM? Perché non mi torna l'acronimo, scusami Raffaella. Sì, mi avete citato tutte cose corrette. Gran parte di quello che mi avete citato è relativo allo storage, lo storage dei dati, che è solo una parte di quello che possiamo fare col cloud. OVH, sì, esatto, OVH appunto è quello che abbiamo visto prima. AWS, benissimo. AWS è un altro sistema informativo aziendale, ok, perfetto, sistema informativo aziendale, grazie. Ok, quindi lo storage dei dati è una delle cose che possiamo fare in cloud. Che cos'è lo storage dei dati? Invece che salvare i dati nel nostro computer, possiamo salvarli in una rete distribuita di computer che sono presenti altrove nel mondo, ok? Che non sono da noi. Che vantaggi ha fare questa cosa qua? Adesso lo vedremo. Abbiamo poi citato delle applicazioni in cloud. Una di queste è WhatsApp, che è un'applicazione che ci permette di messaggiare, che funziona con degli archivi in cloud. WordPress, che è un'altra applicazione in cloud con la quale possiamo costruire dei siti internet. E Luca adesso c'è OVH che offre diversi servizi in cloud, e Luca ha citato AWS, che è Amazon Web Services, che sapete è il business principale di Amazon, con il quale Amazon offre diversi servizi in cloud che vanno dallo storage all'intelligenza artificiale. Adesso offrono anche servizi di blockchain in cloud, oppure a microservizi. Quindi Amazon offre una serie interminabile di servizi
in cloud che vedremo più nello specifico, ok? Evoluzione dell'hardware CED, ok? Parliamo di come si sono evoluti i sistemi appunto aziendali. All'inizio si parlava di data center, poi ci siamo evoluti con delle virtual machine, quindi con delle macchine virtuali che facevano capo a un server centrale. Dopodiché si è passati al sistema con containers, che andremo a vedere, e adesso stiamo parlando di modelli serverless, dove ci sono delle continue richieste in cloud per, come faccio a spiegarvelo? Sì, così. Ci sono le continue richieste in cloud dove il calcolo viene fatto altrove, ok? Quindi paghiamo solo per il calcolo che viene svolto. Qui ci sono diversi tipi di cloud. Vediamo che abbiamo il software as a service, SaaS sta per software as a service, e abbiamo Office 365. Non mi avete citato Office 365, ma adesso è parecchio presente nell'applicativo di Microsoft Teams fondamentalmente. Slack è un'altra applicazione per gestire la comunicazione che gira in cloud. Zendesk è un'applicazione per gestire lo conosco ma non mi piace cosa? Slack? Office. Neanche a me, Giuseppe, però sono opinione mia, nel senso. G Suite, oltre a G Suite è la suite di Google che sostituisce Office. Io uso quella, per esempio, al posto di Office, ma insomma sono mie preferenze, non voglio assolutamente vendervi niente. Salesforce è un'applicazione che utilizziamo per gli agenti, per accogliere gli ordinativi. Ok, Zendesk invece è un'applicazione che possiamo utilizzare per gestire le richieste di assistenza, fondamentalmente il customer service. Che cos'è TensorFlow, Luca? Perché ammetto la mia ignoranza. Ah, ok, intelligenza artificiale, molto bene. Poi se andiamo su infrastructure as a service, possiamo vedere che troviamo gli Amazon Web Services, Google Computer Engine, Apache Cloud Stack, eccetera, eccetera. In questo caso vi mettono appunto deep learning e infrastrutture, perfetto, in cloud, molto bene. Tra l'altro io sapevo di intelligenza artificiale, eccetera, vabbè, c'è parte Amazon, quello più famoso che conoscevo era quello fornito da IBM. Che non mi ricordo il nome, dopo sicuramente quando parliamo di intelligenza artificiale uscirà e ho scritto il nome, ok? Poi abbiamo, vabbè, i data store dove troviamo per esempio più famoso è Oracle probabilmente, poi ci sono SQL, eccetera, eccetera. Abbiamo lo storage, quindi OneDrive, Google Drive, Dropbox, questi che mi avete citato voi. Occorre ricordare quello che mi ha detto Giuseppe, che è mega.nz, ve lo straconsiglio perché mega è bravissimo Watson, grazie Luca. Mega.nz secondo me è un super storage, vi dà un bel po' di giga e dà un vantaggio rispetto a tutti gli altri che mi avete citato di crittografia di sicurezza, quindi ve lo consiglio. Di nuovo, non prendo nessuna referral a parlarvi di questo o quell'altro servizio, però insomma è abbastanza interessante, ok? E poi abbiamo i vari Microsoft Azure, le piattaforme Salesforce, AWS come piattaforma, eccetera, eccetera, per poi arrivare alle funzioni che sono Apache o Whisker, scusate che l'ho pronunciato male, Cloud Function, eccetera, eccetera. Ok? Questi sono solo alcuni esempi, ma in buona sostanza, cripto in che senso, Giuseppe? Sì, Mega è crittografato, esatto, Mega è crittografato e quindi dà dei vantaggi in questo senso. Quindi fondamentalmente l'accesso ai vostri file viene garantito con dei sistemi di crittografia avanzati che altri servizi non vi danno. Yes, una volta davano 50 GB di storage, mi sembra che adesso abbiano diminuito a 5, però non vorrei dirvi una cavolata. Definizione. Il cloud computing è un modello che fornisce ai computer accesso a risorse condivise, come server o applicazioni, ok? Quindi fondamentalmente non ho più bisogno di avere le risorse interne
al mio computer o al mio server, eccetera, però posso avere accesso a risorse che si trovano in altri punti del mondo, che sono da altre parti del mondo. Il modello cloud si compone di diverse parti, che possono essere l'infrastruttura, il server, l'applicazione e il cliente, ok? Che appunto, che cosa gli elementi del cloud appunto sono questi: client, applicazione, piattaforma, server e infrastruttura, ok? Dove possiamo vedere il client come il livello, diciamo, minimo, ok? Poi ci spostiamo sull'applicazione, che è, mi avete fatto diversi esempi, tipo WhatsApp è un'applicazione cloud. La piattaforma potrebbe essere una piattaforma di calcolo. Qui abbiamo visto Platform as a Service, abbiamo Microsoft Azure, Service, Salesforce Platform, oppure AWS, che vi dà diverse possibilità dal punto di vista piattaforma. Server sono dei server che possono, con il quale voi potete delegare appunto il calcolo. In questo caso Amazon Web Services vi dà anche la possibilità, ma ce ne sono altri, di delegare la potenza di calcolo e pagare solo per la potenza di calcolo, e l'infrastruttura invece vi danno dei, diciamo, pacchetti completi. In questo caso gli esempi che vi avevo messo sono Amazon Web Services EC2 con Google Computer Engine, eccetera, eccetera. Ok? Diciamo, sono vari livelli, vari elementi del cloud computing a cui possiamo accedere. Vantaggi del cloud computing, cioè perché ha senso sta cosa qua e perché ci stiamo muovendo sempre più verso servizi in cloud. Allora, punto primo, non è necessario scaricare diverse copie perché i file sono ospitati sui cloud e sono accessibili via web da qualsiasi dispositivo dotato di accesso a internet. Ciò significa che ovunque ci si trovi sia sempre con sé tutto quello che è salvato nel cloud. Esempio molto pratico: io in questo momento sono dal mio ufficio che trasmetto, l'ufficio a casa mia, ok? Trasmetto col mio computer, ok? Tocco ferro, incrocio le dita, eccetera, ma se domani mi casca un fulmine sul computer, prendo un qualsiasi altro computer o prendo il computer di mia morosa che è di là e ho accesso a tutto questo che vi sto mostrando. Perché queste slide che voi state vedendo sono state realizzate con Google Slide, in questo caso, ok? Questo è Google Slide, e sono salvate nel mio Google Drive. Quindi questo file non è salvato sul mio computer, è salvato nei server di Google, e io posso accedervi semplicemente facendo una login e tornando a accedere a questi file. Questo è un primo vantaggio non da poco, ok? Questo succede appunto, provate a immaginare con la quantità di dati che si trova a gestire un'azienda, un'organizzazione, quanto può avere un vantaggio questo. Poi possiamo utilizzarlo anche per fare dei backup, ovviamente. E qua parliamo del primo qui pro quo dal punto di vista di sicurezza. Allora, spesso quando parliamo di cloud, di salvataggio dei file, eccetera, eccetera, le aziende, soprattutto un cavolo, le aziende come prima, diciamo, obiezione mi dicono questa cosa qua: i file miei vorrei che siano su sistemi miei per un discorso di sicurezza, ok? Perché ci sono dei problemi in questa affermazione. Allora, e cominciamo anche a introdurre il concetto di cyber security, che comunque si interfaccia con tutte le cose che vedremo d'ora in poi. I problemi che vedo in questa affermazione sono dovuti da un fatto che non si ha, spesso non si fa un risk assessment appropriato su quelli che sono i problemi della sicurezza. Che cosa significa questo? Mi chiedo, quali sono possibili problemi di perdere i file o che qualcuno abbia accesso ai file della mia azienda? Allora, ci possono essere problemi, anzi non si fa mai, sì, confermo anche il maiuscolo Giuseppe, confermo. Quali sono i problemi che ci sono in questo pseudo risk assessment delle aziende che mi dicono no, preferisco che i file siano qua da me? Allora, punto primo, i sistemi di sicurezza delle aziende che offrono servizi cloud sono quasi sempre più potenti dei nostri sistemi di sicurezza. Attenzione, i sistemi di sicurezza per quanto riguarda l'accesso appunto a questi file. Che cosa significa? Che se io do i miei file a Google, ok, è molto più difficile per un malintenzionato
trovare un breach e accedere ai file miei da Google rispetto che farlo nel computer mio, nei sistemi miei aziendali. Ok? Questa è la prima cosa. Poi, altra cosa, discorso di privacy, ok? Dicevamo appunto che Mega è interessante perché va a crittografare i vostri file, quindi crittografare i vostri file significa che se non ho la chiave di lettura, anche se prendo il file, non riesco a leggerlo fondamentalmente. Ecco, questa è una caratteristica di Mega.nz. Però anche dal punto di vista della privacy, anche Google, Dropbox, eccetera, eccetera, ok, in questo caso vi stanno vendendo un servizio e non hanno particolare interesse a conoscere il vostro file specifico e, tra virgolette, a farvi gli affari vostri. Questo è, diciamo, un qui pro quo che può succedere perché vediamo della volontarietà in dei sistemi che sono invece automatizzati. Che cosa significa questo? Che problemi di privacy sono molto più presenti su cose che fanno per esempio i nostri collaboratori, i nostri dipendenti, piuttosto che dare i file, spostare i file in un server distante oppure da terze parti. Altra cosa, qualcuno magari può pensare che se io, niente contro le aziende piccoline che danno servizi di cloud, però quando dobbiamo decidere a che azienda affidarci per servizi di cloud, eccetera, dobbiamo fare anche questo tipo di assessment, cioè vado da Google o vado da un'azienda più piccolina? Quali sono i pro e i contro? Di nuovo, risk assessment, ragazzi. Quindi, quali sono i rischi che ci sono con Google vs i rischi che ho con l'aziendina piccola? Allora, probabilmente i sistemi di sicurezza di Google, vi dicevo, sono un po' più avanzati. E quando dobbiamo capire quanto pericoloso è mettere i nostri dati da una certa parte, dobbiamo capire quanto vantaggioso sarebbe per un malintenzionato prendere questi dati. Vi torna quello che vi sto dicendo? Cioè, se io sono Paperon de Paperoni e c'ho una cassaforte con tutto l'oro del mondo, è chiaro che ho tutto il mio interesse a proteggermi, perché se entrano in quella cassaforte mi fanno un grosso danno. Molto spesso, dal punto di vista della cyber security, come si agisce? Si agisce o minacciando, prendendo i dati e minacciando di diffonderli e quindi chiedendo un rimborso, cioè io ho dei dati sensibili, questi dati sensibili se vengono dati in mano a qualcuno, per esempio dati di carte di credito, eccetera, ti chiedo dei soldi, altrimenti io farò, come si dice, darò questi dati a terzi e tu avrai un problema molto più grande, ok? Oppure se io riesco a fermarti i tuoi sistemi aziendali, ok? Ti chiedo un riscatto, un vero e proprio riscatto per farti tornare a funzionare i tuoi sistemi aziendali. Quindi che cosa? Caso USL 6 di Padova, grazie. Ci sono anche altri casi che vi dirò più avanti in cyber security che ho ascoltato con queste orecchie. Sistema di riciclaggio rifiuti di Roma, per esempio. Comunque sì. Quindi che ragionamento fa un malintenzionato? Quanto difficile è farti un attacco dipende da che sistemi di sicurezza hai tu, ok? Tanto più tu mi metti delle sbarre alte per entrare a casa tua, tanto più difficile per me entrare a casa tua, giusto? Però tanto più difficile è per me, cioè questa cosa non basta da sola, dipende anche quanto posso chiederti nel caso entro a casa tua, ok? Quindi tenete sempre conto di questi due pesi, perché non è detto, non esiste una regola aurea per stabilire che cosa è più sicuro e che cosa è meno sicuro. Quindi probabilmente, ve la butto proprio molto semplice, aziendina piccola di Vicenza, niente contro Vicenza, che vi offre servizi in cloud, avrà sistemi sicuramente migliori dei miei, che gestisco i dati da solo, molto probabilmente, non sicuramente, molto probabilmente peggiori di quello di Google, però sarà più probabilmente più appetibile di me come azienda singola e sarà probabilmente molto meno appetibile di Google. Fate questo tipo di analisi per capire dove stanno i rischi, ok?
Questo si chiama fare un risk assessment e prima di prendere una decisione su dove tenere i dati, su che servizi, a che servizi affidarmi, eccetera, eccetera, fate questo tipo di analisi perché è fondamentale. Ok? Primo cenno di cyber security. La cyber security parte da un'analisi dei rischi fatta bene, ok? E per fare un'analisi dei rischi fatta bene, molto spesso non dobbiamo farla noi internamente perché siamo condizionati. Ok? Bene, fermatemi se qualcosa non vi è chiaro. Altra cosa, svantaggi del modello precedente. Quando si aggiornavano le applicazioni e i file, era necessario aggiornare ogni copia memorizzata sul dispositivo. Anche questa era una cosa... pensate solo a quante applicazioni sono passate da un sistema tradizionale a un sistema in cloud. Mi viene in mente il pacchetto Adobe, no? Adobe, Photoshop, Illustrator, tutta questa cosa qua, che prima veniva venduto appunto come un'applicazione che scaricavo, tenevo nel mio computer, adesso è un cloud service, quindi fondamentalmente sono delle applicazioni in cloud che pago con un abbonamento. Questa è un'evoluzione invece dal punto di vista di business, perché prima compravo una cosa, ce l'avevo, invece adesso pago un abbonamento, anche qua può piacere o non piacere, però insomma si è andata in questa direzione, e quando pago l'abbonamento poi ho accesso all'applicazione e a tutti gli aggiornamenti. Attenzione che c'è un problema, tra virgolette. Qual è il lato oscuro della medaglia di utilizzare applicazioni in cloud? È che ci stiamo affidando a sistemi che non sono nel nostro pieno controllo. Cioè, l'esempio tipico è quello di Facebook. Se io sono un'azienda che vive sulle sponsorizzate di Facebook, il giorno che Facebook cambia il suo algoritmo, io non posso farci assolutamente niente, mi devo adeguare. Ecco, questo è un caso, però quando facciamo affidamento a delle soluzioni in cloud sappiamo che deleghiamo un po' del nostro controllo, un po' della nostra strategia, perché dipendiamo da strategie altrui anche. Ok? Possiamo connetterci al cloud anche attraverso API, non sono API si chiamano, non sono le API regine ovviamente, ma sono Access Protocol Interface, mi ricordo bene l'acronimo, magari correggetemi dalla regia se non me lo ricordo bene, ma fondamentalmente sono dei sistemi con i quali noi possiamo interfacciarci e possiamo fare delle richieste da remoto a applicazioni. Un esempio tipico: Google fornisce le API, quindi le chiavi di accesso a Google Maps, quindi se nel mio sito voglio farti vedere con una mappina di Google Maps dove sono i miei negozi, faccio un accesso, mando dei dati a questo a Google Maps che elabora e mi torna un qualcosa. Questo sono le API spiegato proprio in maniera super banale. Ok? Application Programming Interface. Grazie Caterina, più o meno ci avevo preso, non proprio uguale. XaaS sta per Everything as a Service, quindi tutto in questo momento, esatto, grazie Alberto che ci mette la risorsa di IBM. Ecco, moltissimi dei servizi in cloud che acquistate in questo momento offrono le API, ok? Offrono accesso alla loro potenza di calcolo ai loro sistemi di calcolo, non potenza, tramite API. Everything as a Service, che cosa significa? Che in questo caso stiamo dando tutto questo pacchetto che vedete sotto come servizio. Quindi l'applicazione, i dati, il tempo di esecuzione, il middleware, il sistema operativo, server e archiviazione. Parliamo di infrastructure as a service quando stiamo dando la parte sotto, quindi sistema operativo, server e applicazione. Ok? Platform as a service diventa tempo di esecuzione e middleware, e software as a service fondamentalmente prende dentro anche l'applicazione, i dati, eccetera, eccetera. Questa è una cosa importante. Perché accedere a applicazioni cloud? Perché mi permette di non reinventare la ruota. Che cosa significa questo? Le applicazioni in cloud sono una delle chiavi
per il proliferare delle famosissime start-up di cui sentiamo tanto parlare, anche abbastanza a vanvera in questo momento. Che cosa significa questo? Se io nel 1990 avessi voluto fare una nuova azienda che si occupava di informatica, servizi informatica, eccetera, dovevo da zero fondamentalmente strutturarmi le varie parti del mio servizio. Quindi, per esempio, se volevo un sistema di messaggistica con il quale comunicare e gestire il il service, quindi quando c'è qualche problema con i miei clienti, dovevo farmela, giusto? Se volevo un'interfaccia, se volevo costruirmi il mio sito internet dove offrire, dove vendere anche semplicemente, dovevo farmelo da zero, giusto? E questo andava a complicare, aumentare il livello di complicazione delle cose in maniera esponenziale. Il cloud ci ha permesso di concentrarci su quello che è il vero valore che noi vorremmo consegnare ai nostri clienti, perché su il come, sugli applicativi specifici, la sillabazione, grazie, scusami, bravissimo, dopo correggo, grazie, c'è un typo su cloud, ci ha permesso, anzi sistemiamo subito, di concentrarsi sulle cose che danno valore al nostro cliente senza reinventare la ruota. Questo significa che se io ho bisogno di un'applicazione di messaggistica con la quale interfacciarmi col mio cliente, posso prendere Zendesk o qualsiasi altro competitor, giusto? Quindi quella parte là l'ho risolta. Se io voglio fare un sito abbastanza semplice con il quale propormi e magari vendere delle cose clienti, posso prendere WordPress, sito dove ho vari template e posso fare il mio sito internet che sicuramente conoscerete, e posso prendere Shopify, che è un altro servizio che mi permette di avere già accesso a degli shop in cloud senza dovermi concentrare a rifare il mio e-shop. Questo fa sì che per le aziende di qualsiasi tipo, non solo le start-up, ma qualsiasi tipo di azienda, sia molto più facile, tra virgolette, mettersi al passo e offrire il livello di servizio che gli altri competitor offrono. Questo grazie a servizi cloud. Ok? Quando vi dico ci ha permesso di non reinventarci la ruota, è questa cosa qua. Ci ha permesso di capire qual è il vero, capire qual è il vero valore di quello che vogliamo consegnare al nostro utente, e sul come, cioè su quali sono i sistemi con il quale consegnarlo, passarci un po' meno tempo e spenderci un po' meno testa. Altra cosa, poi la prossima volta parleremo di containers, un'altra cosa che ci ha permesso il cloud è la scalabilità. Che cosa significa scalabilità? Significa che se prima io dovevo acquistare un server, non server con l'umlaut, ma un server, investendo tot soldi appunto in questo server, che cosa succedeva? Che c'era la S che vi dicevo prima, quindi potevo aumentare, diciamo, espandermi fin tanto che saturavo il server, e dopo dovevo fare un altro investimento per andare a risaturare questo investimento. Quindi fondamentalmente avevo bisogno di un server, acquistavo il server, spendevo 3.000 euro, sparo una cifra a caso, potevo espandermi fino a un tot e dopo dovevo spendere altri 10.000 euro per potermi espandere fino a un altro tot. I servizi in cloud ci permettono invece di scalare. Fondamentalmente quasi tutti offrono dei sistemi per i quali l'investimento quando siamo piccoli è piccolo, l'investimento poi andiamo a scalarlo, aumentare, diciamo, quello che è il costo in base all'utilizzo che facciamo. I modelli, per esempio, serverless, di cui parleremo, di Amazon, dove chiediamo ad Amazon Web Services la potenza di calcolo, quindi gli diciamo ad Amazon, io ho bisogno di fare... Ciao Luca, grazie mille, adesso arriviamo a chiusura comunque per oggi. Io devo fare questa cosa qua, ok? Fammi questo calcolo, pago ad Amazon i millisecondi che lui ci mette a fare questo calcolo, ok? Questo è estremamente scalabile, perché il giorno che io ho bisogno di fare pochi calcoli, pagherò molto poco ad Amazon. Il giorno in cui aumenta la mia mole di lavoro e devo fare tanti calcoli, pagherò di più. Questo lo potete vedere come, diciamo, una cosa quasi lineare, dico quasi,
che è possibile grazie al cloud, ok? Quindi invece di avere dei grossi investimenti all'inizio e che poi vado a saturare, ho dei piccoli investimenti che mi permettono, che sono scalabili man mano che va su il livello di utilizzo che ne faccio. Ultima cosa, poi giuro mi taccio per oggi, ultima cosa, con i servizi in cloud non abbiamo il problema della obsolescenza. Cioè un altro costo che le aziende avevano fino a poco tempo fa era l'obsolescenza dei loro sistemi, cioè prendo un server, dopo un po' questo server diventa vecchio, diventa inutilizzabile, lo devo cambiare. In questo caso noi paghiamo un abbonamento, ok, o paghiamo un servizio e appunto l'obsolescenza viene delegata a Google o a chi per loro che cambieranno l'hardware e quindi deleghiamo questa cosa. Ovviamente, attenzione ragazzi, non è che sia non è che ci siano solo pro e non ci siano contro. Questo ha dei pro e dei contro, quindi sicuramente delegare l'obsolescenza e permetterci di scalare è un pro. Chiaramente questa scalabilità a un certo punto potrebbe diventare sconveniente. Che cosa significa questo? Che se io poi mi specializzo su una determinata cosa, che all'inizio faccio in cloud pagando sempre un pochino di più, se questa cosa la faccio tanto spesso potrebbe arrivare un momento in cui conviene farla internamente, ok? Quello che viene definito decisione make or buy, cioè lo faccio io o lo compro da qualcun altro. Ecco, il cloud ci dà la possibilità di avere questa scelta. Fino prima era solo make fondamentalmente, ok? Bene. Io vi lascerei spazio se avete, vi chiedo, fino adesso vi torna lineare? Vi sembra comprensibile? E soprattutto, avete delle domande? Se avete delle domande fatemele pure. La prossima volta ripartiremo dal concetto dei containers. Bene. Bene, a chi sta già salutando vi ringrazio molto. Vi lascio ancora appunto un paio di minuti così capiamo se ci sono delle altre domande. Ho un'osservazione, posso farla veloce? Vai, vai, vai. Allora, sul discorso di usare programmi, diciamo in abbonamento, come tipo Office, come è stato citato prima, o come i programmi di Adobe. Sì. Questo però succede che quando abbiamo un programma in abbonamento siamo costretti a continuare a pagare questo abbonamento perché altrimenti tutti i dati che avremo andranno persi nel momento che non paghiamo più. Se abbiamo un programma nostro, anche se è vecchio, Adobe 8 di Photoshop, ci sarà anche la versione 20, però diciamo i nostri file che abbiamo lavorato rimarranno comunque noi visibili e in ogni caso con una nuova versione acquistata o presa dopo successivamente a noleggio potremo ancora utilizzarli. Questo vale per tutti. Io per esempio per la videoscrittura preferisco usare LibreOffice on stand sul mio computer piuttosto che usare cose terze parti, anche perché credo un po' di più sul software libero quando questo è possibile. Perfetto. Fai un'osservazione perfetta, ok? Parlando appunto di software libero, di software open source, anche di questo ne parleremo la prossima volta. Ti lascio tra l'altro un sito che si chiama lealternative.net, al quale ogni tanto io, insomma, loro pubblicano appunto alternative libere e open source a software proprietari. Ok? Fai un'osservazione perfetta. Anch'io cerco di fare affidamento a software liberi e open source quando possibile. Ogni tanto, per esempio, sulla parte di elaborazione Office, mi va bene utilizzare Google, il pacchetto Google Suite perché è abbastanza potente, però dopo là è una valutazione. Per quanto è una valutazione vostra. Per quanto riguarda invece il discorso dell'abbonamento, hai perfettamente ragione. Questo però non è dettato tanto dal cloud, ma è dettato da logiche di business e di business modeling. Cioè, fondamentalmente, che cosa è successo negli ultimi anni? Che ci si è accorti che quando noi acquisiamo un cliente in abbonamento è molto più facile mantenerlo, ok? Quindi fondamentalmente è più difficile acquisire un cliente in abbonamento, si spende di più dal punto di vista di marketing ad acquisire un cliente in abbonamento piuttosto che chiedergli un
acquisto. Però una volta che l'abbiamo accolto cioè molto difficile, se siamo bravi a dare un software, un servizio abbastanza decente, è molto più difficile per il cliente disabbonarsi fondamentalmente, quindi viene legato di più. E quindi proprio dal punto di vista business, molte aziende hanno deciso di applicare questo tipo di business model, non di business model, scusami, per guadagnare di più. Eticamente, lascio a voi le conclusioni. È vero che ogni tanto direi che è fastidioso, soprattutto per i casi che hai descritto tu, quindi mi verrebbe da dirti, io posso capire Netflix che finché sono abbonato lo vedo, quando non sono più abbonato non lo vedo più, e boh. Però sistemi dove ho dei file miei che vorrei far funzionare appunto su queste cose qua, fatte anche questo tipo di considerazione, nel senso che appunto se utilizzo software in abbonamento, per esempio per fare Zendesk, per fare l'assistenza clienti, il giorno che non uso più Zendesk, tutto quello che avevo su Zendesk lo perdo. Cioè mi scarico il database, ma molto difficile utilizzarlo. Yes, su questa cosa qua, se vi interessa, c'è un libro che ho qua davanti, che è di Warrilow, che si chiama Il cliente automatico, che parla proprio di questa cosa qua e spiega perché le aziende stanno andando verso questo sistema, perché guadagnano più soldi, molto, molto, molto venialmente. Grazie per la considerazione, Giuseppe. E niente. Direi ottimo. Abbiamo fatto anche abbondantemente l'orario. Grazie a te, Riccardo, per la direi ottima presentazione. E come vi ho scritto in chat, eventualmente se nei prossimi giorni sorgessero dei dubbi, delle domande che volete anticiparci, io poi avrò cura di trasmetterle a Riccardo volentieri, scrivetemi, vi ho messo il mio indirizzo e così ottimizziamo anche questo, insomma, che magari mi viene un dubbio nei prossimi giorni lavorando, eccetera. Ecco. Perfetto, così studio, sì, vi metto dopo anche nella consulting.it, vi metto anche nelle slide, ma insomma, cioè è nelle slide anche. Bene, bene, bene. Beh, noi avevamo inserito nella locandina anche il tuo profilo LinkedIn, quindi eventualmente sì, anche là, trovare anche sulla rete. Grazie mille, buona giornata. Buona giornata, buon pranzo a tutti. Grazie, a giovedì. Ciao ciao. Grazie, saluto a tutti. Ciao.